Euroregione News. Vivaldo Lesci in bicicletta contro il cancro. Girare il mondo in bicicletta per raccontare le sue vicissitudini e raccogliere fondi per la lotta al cancro. Da sempre proattivo, positivo e vivace, con una gran voglia di vivere. Il 22 giugno 2016 è partito per la Scozia, che attraverserà per intero percorrendo circa 1000 km. Prevede di percorrere il centro al giorno con una media di 20 km orari in 5 ore, lasciandosi un buon margine di tempo per visitare castelli, musei e monumenti. Le tappe principali saranno Edimburgo, Inverness, Glen Close, Loch Ness, l'isola di Skye, Morar, Castello Elian, Glasgow, poi un volo lo porterà in Olanda per la seconda parte del tour da Amsterdam a Codroipo. Proseguirà per Rotterdam, Anversa, Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo, Zurigo, Trentino Alto Adige e poi giù fino in Villa Manina, Codroipo, percorrendo circa 1350 km. L'itinerario Amsterdam-Codroipo sarà percorso in 13-14 giorni e, considerando qualche giro in bicicletta nelle località più interessanti, complessivamente si stima dovrà pedalare per 2500 km. Tutti gli amici erano presenti in Villa Manina a Passariano di Codroipo per salutarlo prima della partenza, insieme al sindaco della città di Codroipo Fabio Marchetti, che con tutti i codroipesi aspetterà di vederlo tornare proprio nello stesso posto per festeggiarlo il 18 luglio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.